Ok. Buongiorno a tutte e a tutti. Questo è un 8 marzo davvero incredibile, quello che ci tocca vivere, tra la pandemia non ancora risolta e una guerra di cui cominciamo finalmente a capirne la portata in tutta la sua drammaticità. E le donne, assieme ai bambini, ne stanno subendo le conseguenze più gravi. Riporto quanto ha scritto Silvia Avallone nel Corriere di lunedì e che faccio mio perché non potrei in nessun modo dire meglio. Nei manuali di storia del liceo chi ha deciso, comandato, depredato e manovrato armi è stato in schiacciante maggioranza uomo. Maschili i nomi rimasti, i monumenti dedicati, la memoria delle donne violentate, uccise, sparite e dei loro figli si è spesso persa nello spazio bianco fra le righe. Le donne la storia l'hanno sempre fatta sgobbando nelle retrovie, nelle fabbriche, nelle case, nei lazzaretti, nelle infermerie da campo senza medaglie. È stato chiesto a noi di occuparci dei corpi e delle storie degli altri, di riparare i danni, di crescere i bambini, di accompagnare gli anziani, di curare i feriti, di portare il lutto, di stare sul crinale tra la vita e la morte e suturare in silenzio. Come Silvia Avallone, anche noi dedichiamo questo 8 marzo alla resistenza delle donne ucraine e aggiungiamo di tutte le donne che nel mondo stanno subendo lo stesso dramma. Purtroppo adesso ci tocca cambiare registro, perché comunque qui da noi ancora scorre la normalità e questa iniziativa che vado a presentare l'avevamo naturalmente pensata e organizzata prima che tutto avvenisse. Il titolo Il mondo delle donne, mutuato dal manifesto del coordinamento donne spinazionale, ci ha fatto riunire in questo appuntamento donne impegnate in campi in cui c'è generalmente una forte prevalenza maschile, soprattutto nei ruoli apicali, in cui la stessa qualifica si stenta a declinarla al femminile perché suona male all'orecchio. Le donne invece sono una risorsa preziosa, sono più degli uomini, studiano di più e spesso con risultati migliori, eppure continuano a lavorare di meno e soprattutto ad essere meno valorizzate. Il loro talento è mortificato, privando così l'intera società proprio di questa risorsa preziosa. Prima di ascoltare le testimonianze della magistrata Antonella Magaraggia, dell'ingegnera Laura Falchi, della docente universitaria Donata Gottardi e di Tiziana Basso, la nostra sindacalista, abbiamo voluto cogliere l'occasione di farci raccontare da Alessandra Minello, ricercatrice, a che punto è la ricerca che le abbiamo commissionato rispetto a un tema che ci coinvolge molto e che è quello della violenza contro le donne anziane nel nostro territorio veneto. E poi di Eleonora Pinzuti, la nostra formatrice nonché scrittrice, che ci ha consegnato un suo contributo video sull'elezione del Presidente della Repubblica, che ci dà un quadro di quanta strada dobbiamo ancora fare in questo Paese in tema di parità di diritti e di un nostro riconoscimento nei ruoli di responsabilità anche istituzionale. Bene, io passo subito la parola ad Alessandra Minello, aggiungendo solo che il tema della violenza sulle donne anziane è poco indagato e che almeno in parte con questa ricerca vorremmo, almeno per quanto riguarda il Veneto, colmare questa deficienza. E sottolineo che è solo della settimana scorsa il femminicidio proprio qui in Veneto di una donna anziana da parte del marito. A te la parola, Alessandra. Grazie per questa introduzione. Sono molto contenta di essere qui oggi in questo evento così importante.
Anche per parlare di questa ricerca, che è stata avviata nel 2021, ora va verso la sua conclusione, iniziamo ad avere un po' di cose da dire rispetto a questo gruppo, quello delle donne anziane, sempre più numeroso, in Italia e che sarà sempre più numeroso nel nostro paese, a cui è necessario dare uno spazio, anche perché rispetto al resto della popolazione ha chiaramente delle caratteristiche peculiari e così come ha caratteristiche peculiari la violenza che viene compiuta nei confronti di queste donne. Questo è proprio un progetto voluto dal Coordinamento Donne dello SPI, CGL, e coordinato da IRES, l'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali, che io ho portato avanti in questo periodo e che si è svolto in due direzioni. Da una parte abbiamo raccolto delle testimonianze da parte di chi è sul campo. Abbiamo parlato con assistenti sociali che lavorano nei centri antiviolenza, direttrici di centri antiviolenza, abbiamo parlato con assistenti sociali che lavorano nelle case di ricovero degli anziani, e soprattutto grazie agli assistenti sociali e all'ordine degli assistenti sociali del Veneto siamo riusciti ad avere un questionario a loro rivolto proprio a chi di queste donne si occupa in prima linea. Come dicevi bene tu, la peculiarità insomma di questo tipo questa popolazione è molto numerosa e non ci sono dati a livello regionale che ci parlino della violenza contro le donne. Ci sono dati che ci parlano della violenza, ma non contro le donne anziane specificamente. Fortunatamente sappiamo che l'Istat si occupa di questo tema, ci sono state fatte due ricerche, una nel 2007 e una nel 2014, e nel 2022 avremmo riproposta questa indagine sulla violenza contro le donne che terrà conto anche delle donne anziane, infatti è stato esteso il campione che verrà osservato, in base all'età il campione che verrà osservato per questa indagine da parte dell'Istat. Parlare di violenza contro le donne anziane significa andare in più direzioni. Da una parte si può parlare della violenza che viene subita in famiglia, dall'altra nella violenza che viene subita nei luoghi di ricovero. Noi ci siamo focalizzate per ora principalmente sulla violenza che viene subita in famiglia, andando appunto, come accennavo, a intervistare chi dirige i centri antiviolenza e anche facendoci dare dei dati rispetto alla popolazione che ha avuto accesso ai centri antiviolenza durante il 2019 e il 2020 per un'area specifica del Veneto. Quello che abbiamo visto è, nonostante ci aspettassimo che nel 2020 ci fosse una riduzione di accessi ai centri antiviolenza, in realtà non si è verificata. L'andamento è in qualche modo altalenante e differenziato. In alcuni centri antiviolenza si sono rivolte più donne anziane, in altre di meno, ma nella totalità l'accesso è stato sostanzialmente lo stesso che c'era negli anni precedenti alla pandemia. Ci hanno anche detto che non esiste un protocollo specifico per queste donne anziane che si rivolgono per motivi di violenza ai centri antiviolenza. E questo può essere una questione problematica perché il protocollo standard, diciamo per esempio, prevede dei colloqui di tipo di gruppo per queste donne, invece c'è un atteggiamento un po' più riservato delle donne anziane nel proteggere le proprie informazioni, proteggere la loro intimità e quindi può essere difficile condividere in un sistema che prevede questa condivisione nel gruppo le proprie esperienze. Così come poco, diciamo, si è pronti ad affrontare la questione abitativa, che invece è cruciale per le donne anziane, mentre solitamente per le donne più giovani, vittime di violenza, si tende a collocare la donna vittima di violenza al di fuori del proprio ambito abitativo quando è possibile,
è facile immaginare che per le donne anziane uno spostamento diventa più difficoltoso. La componente abitativa è chiaramente strettamente legata alla componente economica. Stiamo parlando di una popolazione, soprattutto se pensiamo alle anziane più avanti con l'età, che non è stata prevalentemente nel mercato del lavoro, quindi dal punto di vista economico può non avere una sua solidità. E questo chiaramente gioca un ruolo cruciale nel momento in cui si cerca di allontanare, in qualche modo, anche se non dal punto di vista abitativo, cercando di dare dell'autonomia a queste donne. Queste donne che la violenza non la subiscono soltanto da parte del partner e dell'ex partner, è una violenza che talvolta viene subita anche da parte dei figli. La pandemia, la grande recessione, tutto ciò che ha creato diciamo degli scompensi dal punto di vista sociale ha in qualche modo acuito questo tipo di problemi. Dall'altra parte, questo è quello che abbiamo insomma osservato parlando con i centri antiviolenza. Dall'altra parte abbiamo guardato anche altri dati, abbiamo guardato ai numeri al 1522, il numero antiviolenza. Abbiamo visto che durante la pandemia c'è stato un aumento delle persone che si sono rivolte a questo numero, hanno chiamato questo numero per avere assistenza in caso di violenza. Questo aumento delle telefonate non è necessariamente legato ad un aumento della violenza, perché c'è stata molta pubblicità, per fortuna, rispetto a questo numero, anche in televisione, quindi anche attraverso un mezzo che la popolazione nostra di riferimento, quindi le donne anziane, usa abitualmente. E quindi è stato usato maggiormente anche per cercare un conforto, per cercare un aiuto. È un aspetto molto positivo il fatto che ci sia la capacità di utilizzare questo mezzo per cercare aiuto, anche se ovviamente vorremmo che insomma ce ne fosse sempre meno la necessità. Ora quello che stiamo facendo in questa indagine è raccogliere dei dati con un questionario che è stato inviato la scorsa settimana alla mailing list dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, un questionario che ringraziamo tra l'altro per aver aderito a questa iniziativa. Abbiamo già raccolto 160, sono 160 gli assistenti e le assistenti sociali che hanno iniziato a rispondere al questionario. Questo questionario si divide in due percorsi. Da una parte c'è chi ha avuto esperienza di presa in carico di donne che hanno subito violenza, dall'altra parte c'è chi non ha questa esperienza, che però ci torna utile lo stesso la risposta di queste persone, perché può aiutarci in qualche modo a tematizzare la problematica. Quello che è emerso già dando un'occhiata alle risposte va sostanzialmente in due direzioni, quelle che già in qualche modo si accennava. Da una parte appunto mancano i protocolli specifici per questo tipo di violenza verso questa popolazione, dall'altra parte manca anche una formazione specifica proprio che vada in questa direzione. Ora, se ho un altro minuto, io aggiungerei un ultimo dettaglio, un'ultima attenzione che abbiamo. Tu hai iniziato dicendo che c'è stato un femminicidio la scorsa settimana di una donna anziana. Ecco, anche su questo tema è molto interessante lavorare anche a livello nazionale, perché è un tema che talvolta anche nella stampa, gli omicidi compiuti contro le donne anziane dagli uomini che nella fase di cura, gli omicidi che spesso sono omicidi-suicidi, non vengono considerati come femminicidi. Invece è importante proprio tematizzare questo argomento, il fatto che sono omicidi nei quali c'è un ribaltamento dei ruoli di cura. Questo ribaltamento dei ruoli di cura in qualche modo non viene gestito dall'uomo che arriva a questo gesto estremo. Ecco, da questo punto di vista è veramente difficile pensare di non tematizzare questo tipo di evento all'interno della categoria dei femminicidi.
Grazie Alessandra per la descrizione, per aver dato come dire, la descrizione del primo step della ricerca in atto. Ricordiamo che la ricerca è dello SPCGL, del coordinamento donne dello SPCGL, in collaborazione con l'IRES e con te che sei una ricercatrice comunque di statistica, è bene anche sottolineare insomma, no, l'appartenenza. E pensiamo insomma di poterla presentare interamente al congresso che ci sarà entro la fine dell'anno, per cui insomma Siamo a buon punto, sì. Stiamo lavorando, ecco, Sì. ce la stiamo mettendo tutta. Bene, grazie ancora. E adesso passiamo alle riflessioni invece di Eleonora Pinzutti sullo, io lo chiamo psicodramma delle elezioni del Presidente della Repubblica, laddove si è parlato, sembrava che dovesse esserci anche una donna eletta. È un intervento che Eleonora ha registrato perché non poteva essere presente oggi per un altro impegno. Ma buongiorno a tutte e a tutti e un grazie sempre allo SPCGL per avermi invitata. Avrei davvero voluto essere con voi, ma un altro SPCGL mi ha invitata a Castelfiorentino, dove farò un monologo su Gemma Donati, la moglie di Dante, cercando di recuperare questa figura femminile, e purtroppo non siamo riuscite a spostare per far sì che sia con voi. Ma è una gioia parlarvi seppur da lontano ed è una promessa, davvero una promessa, il fatto che la prossima volta sarò e ci sarò, se mi vorrete, assieme a voi. Ma su che cosa mi avete invitato a riflettere rispetto ai tempi bui che stiamo attraversando? Beh, sulla presenza delle donne nei ruoli decisionali e di conseguenza su quello che è avvenuto a gennaio scorso rispetto alla elezione di una donna come Presidente della Repubblica. Attenzione, sottolineiamo questo articolo indeterminativo che ho già usato, una donna, perché ci torneremo. Ma prima di comprendere quello che secondo me può essere, diciamo così, una lettura degli eventi e dunque anche un'analisi che ci proietta nel domani di come vorremmo che non solo questa donna fosse e come agisse, ma anche di come vorremmo fare in modo di arrivare al risultato di avere una Presidente della Repubblica, finalmente una Presidente della Repubblica e non un presidente. Per comprendere così in modo molto sommario quali possono essere stati i passi, mettiamo indietro la lancetta dell'orologio, ma indietro ragazzi è di tanto, non di 10 anni, non di 20, nemmeno di 30, di 44 anni. Bisogna andare insomma al 1978, io avevo 4 anni. Quindi non ricordo, ma voi credo ricorderete. Fu la prima volta che una donna, Camilla Cederna, ottenne ben 4 voti per la presidenza della Repubblica. Nell'emiciclo i maschi iniziarono a ridere. Si udirono delle risate sempre più fitte rispetto a questi 4 voti. La questione però è che c'era Sandro Pertini, che con la sua voce stentorea richiamò l'emiciclo alla serietà con queste parole più o meno: colleghi, non c'è niente da ridere, anche una donna può essere Presidente della Repubblica. Ecco, fotografiamo le parole di quest'uomo così minuto eppure così gigantesco. Colleghi, non c'è niente da ridere. Era l'ironia dunque che sottintendeva anche la sola ipotesi: anche una donna può essere Presidente della Repubblica, come del resto la Costituzione peraltro sanciva. Però quella donna Presidente della Repubblica non lo fu in quell'occasione e non lo fu neanche nel 92, quando Nilde Iotti superò i 200 voti per l'elezione a Presidente. E non lo fu neanche nel 99, quando di poche dozzine Emma Bonino sancì la sua presenza fra le possibili candidature. Ma siamo appunto nel 99.
La cesura del millennio, lo iato del millennio ha portato, come sappiamo tutte, proprio perché abbiamo partecipato, ai movimenti di nuova liberazione della donna, alla quarta ondata dei femminismi, anche detta femminismo 4.0 per la diffusione nei social, che ha consentito finalmente di tradurre in prassi quello che legalmente ci è dovuto. Eppure nel 2022 abbiamo assistito a un balletto di nomi che chiaramente ha evidenziato ancora la debolezza delle questioni dei diritti femminili nel nostro paese. Ho letto con attenzione quanto ha scritto Concita De Gregorio. Lei evidenzia appunto l'articolo indeterminativo, una donna, evidenziando come questo articolo indeterminativo sostanzialmente indebolisca la stessa nominalità del soggetto, il nome e il cognome della candidata o delle candidate. E quindi ho riflettuto sul fatto che però questo non opaca un dato che mi sembra non sia stato abbastanza evidenziato. È stata la prima volta che una donna, nella fattispecie la Casellati, ha preso oltre 450 voti. Vado a memoria, controllerete voi. Un numero mai pensato e mai sostanzialmente concretato nelle elezioni. Lasciando da parte le valutazioni sulla Casellati, è vero un elemento simbolico, ragazze e compagne, che quando una donna fa un passo avanti, quando sfonda il tetto di cristallo, anche se non è una donna sulle cui idee noi ci possiamo ritrovare, e figurarsi se ci ritroviamo su quelle della Casellati, è un simbolo però che si pone all'attenzione, è un veto che si rompe, è una dimensione di possibilità che si concreta per tutte le donne, indipendentemente sostanzialmente dalle idee che quel soggetto femminile incarna e contro le quali obiettivamente e politicamente ci schieriamo. Di conseguenza, quello che secondo me non si è abbastanza notato è stato l'elemento di profonda novità del numero dei voti che ha ottenuto la Casellati in senso simbolico, per fortuna non reale, ma in senso simbolico, che apre, diciamo così, la lettura a un rovesciamento di situazione. E allora torniamo su quell'articolo indeterminativo, una donna. Un'altra intellettuale ha anche detto sì, ma le donne sono state mandate allo sbaraglio in una elezione che evidentemente non poteva che fallire, dunque sono state usate malamente. Beh, io questa espressione non l'avrei utilizzata. Bisogna smettere di passivizzare il soggetto femminile, perché questo non aiuta il soggetto femminile a trovare la propria agency. Casini ha detto tranquillamente: non fate il mio nome. La Casellati avrebbe potuto dire lo stesso: non fate il mio nome, non voglio essere inserita in una lista che non potrà che fallire. E allora torniamo all'aggettivo, scusate, all'articolo indeterminato e all'aggettivo sostanzialmente di presenza, come dire, meno forte della donna. Torniamo a quel una donna. Io credo che dobbiamo passare dall'articolo indeterminato alla determinazione del soggetto femminile. Il soggetto femminile deve proporsi come candidatura reale e concreta all'interno della propria collettività. Deve fare nomi e cognomi di donne che ritiene autorevoli e con l'autorità, guardate, passo dall'autorevolezza all'autorità morale per poter essere presidenti della Repubblica. Il concetto di autorevolezza stessa, quindi di soft power, ha fatto il suo tempo nel sostenere le donne in una visione diversa di potere, ma le donne hanno anche l'autorità morale per poter nominare le proprie rappresentanti e di fatto nominare loro stesse alla guida del paese. Attenzione, ragazze e compagne, però, mi è fatta una riflessione ulteriore rispetto appunto alla Casellati, di cui penso quello che pensate anche voi e non vale la pena di ribadirlo perché ho poco tempo. Mi ha colpito quanto sia andata vicina alla elezione. È chiaro che spesso il potere sceglie una donna che condivide le proprie politiche regressive
e su questo non c'è ombra di dubbio, quindi sarebbe stato una strategia funzionale al potere. Però non ci dimentichiamo un fatto e non ci dimentichiamo un obiettivo come donne e come strateghe dell'uguaglianza, che la Presidenza della Repubblica ha un alto valore simbolico, ma dove si decidono le cose, lo vediamo in questi giorni, è la Presidenza del Consiglio. Io vorrei, anzi no, io voglio una donna segretaria del più grande partito progressista del nostro paese. Io voglio una donna presidente del Consiglio. Io voglio una donna in luoghi in cui si decidono e si fanno le scelte. E voglio una donna che porti avanti i miei e i nostri valori. Dunque attenzione, benissimo la donna come Presidente della Repubblica, ma prima ancora la donna come Presidente del Consiglio, e questo avverrà molto prima del settennato che c'è davanti. Lavoriamo dunque non solo e non tanto adesso per una donna come Presidente della Repubblica, ma per la donna, facendo i nomi e pensandoli, come Presidente del Consiglio, in posizione dunque di decisionalità. E a questo punto torniamo a Pertini prima di salutarvi. Non c'è niente da ridere, cari colleghi. No, cari colleghi maschi, non solo non c'è niente da ridere, ma c'è da farci spazio, perché davvero non ci prenderemo la Presidenza della Repubblica, prima ci prenderemo la Presidenza del Consiglio, dove si decide e dove si fa. Vi vorrei abbracciare tutte, scrivetemi se avete voglia di chiacchierare con me e vi mando un abbraccio grande. Grazie di avermi ascoltata. Bene, parole veramente molto, molto importanti, è un invito, io dico a fare sorellanza, no? A discuterne fra di noi ed avere questo piglio, questa voglia che le cose cambino davvero. Ed ora passiamo alle testimonianze invece delle donne che hanno scelto delle professioni un po' inusuali, ma soprattutto in cui è difficile raggiungere ruoli apicali perché c'è una prevalenza da questo punto di vista maschile. Cominciamo con la magistrata Antonella Magaraggia, che è stata pretora civile penale, giudice minorile, infine presidente del Tribunale di Verona e adesso eletta prima donna nella storia di quell'ente, presidente dell'Ateneo Veneto. Quindi una storia di successo, no? di responsabilità, e quindi davvero vorremmo sentire da lei come ce la racconta questa sua storia, se ha dovuto faticare, come è stata la sua esperienza, insomma, no? E perché ha scelto quella carriera, e poi anche sentire da lei le soddisfazioni rispetto al ruolo che ricopre ora. Grazie. Bene, grazie a tutte. Vi dedico questo mazzo di mimose che è dietro di me, non so se si vede o non si vede, e buona festa del buon 8 marzo a tutte voi. Ma quella della magistratura è una storia un po' strana. Diciamo che la Costituzione non avrebbe impedito alle donne di entrare in magistratura, perché voi sapete che c'è l'articolo 3 che quindi non fa distinzione di sesso. Solo che alle donne è stato vietato, cioè nonostante la nostra Carta Costituzionale del 48 fosse una carta assolutamente evoluta, alle donne in magistratura è stato impedito. Tant'è che c'è voluta una legge apposita del 1963 per consentire alle donne di accedere e di fare il concorso. Quindi voi capite che è stata una lotta molto dura per arrivare, che nonostante alle donne poi fosse stato consentito, e vi risparmio le ragioni per le quali, perché ci sarebbe veramente dico non da ridere, ma molto da piangere sulle ragioni per le quali si riteneva che le donne non fossero in grado sostanzialmente di giudicare. Nonostante appunto si sia arrivata alla possibilità per le donne di entrare in magistratura, furono pochissime quelle che passarono il concorso. Nel primo concorso
furono solamente 6. E quindi questa è stata una carriera appannaggio praticamente degli uomini per decenni. Io sono entrata in magistratura nell'85, quindi non parliamo di 100 anni fa, però ancora, appunto, quando facevo il pretore in questo piccolo paese che non aveva mai visto una donna giudice e mi occupavo del penale, quindi tutti i turni delle varie urgenze, morti, incidenti, eccetera, ogni volta il maresciallo esordiva dicendo: ah signora, mi scusi, è tardi, mi passi il pretore. E ogni volta dovevo dire: guardi che il pretore sono io. E ripeto, stiamo parlando degli anni '80, quindi non stiamo parlando di tanti anni fa. Però devo dire che qui le donne hanno dimostrato le loro capacità, perché nel tempo siamo diventate, cioè partendo dal 62, dal 61 in cui non c'era ancora possibile entrare, adesso siamo la maggioranza in magistratura. E questo è un dato su cui vorrei farvi riflettere. Quando le donne vengono valutate per la loro competenza, e quindi non si conosce il loro sesso, la loro età, se sono sposate, se non sono sposate, se hanno figli, se non hanno figli, tutte cose che sappiamo condizionano molto le scelte lavorative, cioè le scelte di chi deve assumere una donna. Quando le donne vengono valutate per la capacità, ce la fanno. Il concorso di magistratura è fatto di una parte scritta e di una parte orale. La parte scritta è anonima, quindi quando appunto non si sa qual è il sesso di chi ha redatto l'elaborato, le donne dimostrano di avere le competenze. Quindi questa è una grande lezione. Le donne hanno popolato per competenza un mondo appannaggio dei maschi. La strada è ancora lunga, peraltro, per quanto riguarda le cariche apicali. Infatti sono ancora poche le donne che diventano procuratore della Repubblica, sono poche le donne che diventano presidente di tribunale. Qui però bisogna forse fare un altro discorso. Sappiamo che le donne hanno e a volte anche tengono molto ai compiti di cura e quindi sono loro stesse delle volte che non scelgono di arrivare a certe posizioni apicali, oppure non riescono a mettere insieme tutti quei requisiti, tutti quei titoli che poi consentono loro di arrivare alle posizioni di vertice, perché per arrivare alla posizione di vertice non ci sono dei concorsi anonimi, ma ci sono dei concorsi per titoli, quindi si deve dimostrare quanto e cosa si è fatto. Io devo dire peraltro che in questo mestiere molto maschile le donne, ripeto, hanno saputo farsi valere e adesso direi che dal punto di vista strettamente professionale abbiamo raggiunto la parità. Non vedo commenti, non sento, battute non si sentono più, ma insomma valutazioni negative all'utente, alla parte, all'avvocato. Interessa avere un giudice preparato, non interessa che sia un giudice donna o che sia un giudice uomo, vuole un giudice preparato, vuole un giudice serio, vuole un giudice imparziale, vuole un giudice equilibrato. E se queste caratteristiche ce l'ha una donna o ce l'ha un uomo, non fa la differenza. Certo, un'iniziale difficoltà c'è stata, ero molto in imbarazzo, tra l'altro ero molto giovane, quando io ho iniziato a 25 anni, facevo già il magistrato. Era un po' imbarazzante sentirsi dire buonasera signora, mi passi il pretore, dover dire ogni volta sono io, oppure era imbarazzante quando un collega a un certo punto nel mezzo di un interrogatorio è andato via e mi ha lasciato lì e l'imputato non voleva parlare con me perché non sapeva chi ero, perché non ero un uomo e quindi non era un pubblico ministero.
sono state piccole difficoltà, ma che insomma si sono superate. E il nuovo suo incarico adesso, o carica, insomma, di presidente dell'Ateneo Veneto, visto che nella storia di questo ente finora nessuna donna lo è stato. Ecco, questa ecco è un'altra storia, e secondo me è una storia anche più, se vogliamo, più evocativa della difficoltà delle donne di arrivare. Allora, l'Ateneo Veneto è un'antichissima istituzione culturale, è la più antica istituzione culturale esistente adesso a Venezia. È un cenacolo veramente di eccellenze. E devo dire che se in magistratura o in altre professioni si può anche pensare alle difficoltà, è veramente incredibile che in un luogo dove si fa cultura e quindi dove ci dovrebbe essere una grande apertura mentale e un'apertura che supera le incrostazioni magari della società civile, non si sia avuta una presidente donna. E quindi anche i luoghi di cultura sono stati luoghi, come dire, molto indietro nell'evoluzione, direi, della società. E quindi anche questo deve fare molto, molto ragionare. Io ogni volta ovviamente ho ricevuto un sacco di richieste, un sacco di domande sul fatto di essere la prima donna. Io dico sempre che spero di essere stata eletta all'Ateneo Veneto per le mie competenze e non per il fatto che sono una donna, ma sono molto orgogliosa comunque che si sia pensato a una donna. E l'Ateneo, tra l'altro, è nel corso degli anni, dei decenni, ormai dei secoli, perché ha abissato il secondo centenario, ha avuto delle donne di grandissimo rilievo al proprio interno. Eppure non si è mai pensato a questo. E se mi permettete vorrei aggiungere anche un'altra considerazione. Noi siamo sempre contente quando riusciamo a raggiungere posizioni di vertice, perché lo viviamo, perlomeno io, non solo come una conquista personale, ma una conquista di tutte le donne. Noi ragioniamo sempre come categoria. Però mi sto rendendo conto che i diritti che abbiamo acquisito del tempo sono diritti molto fragili. Sono diritti che, e l'abbiamo visto nel corso, quello che è accaduto anche recentemente in altri paesi, ma sta succedendo secondo me anche da noi. Sono diritti acquisiti molto fragili e noi dobbiamo fare molta attenzione a non, come dire, a non cedere, a tenere sempre alta l'attenzione, perché questi diritti che abbiamo conquistato, come dire, non se ne vadano, e la lunga storia del femminismo, io mi dichiaro da sempre femminista, faccia dei passi indietro. Grazie davvero dottoressa Magaraggia, e senz'altro terremo presente, lo sappiamo anche bene, insomma, di quanto fragili siano i diritti che di volta in volta conquistiamo. Basta pensare a quello che abbiamo conquistato negli anni 70 e che poi un po' alla volta, no, si stanno disgregando e sembra impossibile. Eppure, almeno noi come sindacato, come coordinamento donne dello SPI, a questo ci teniamo molto, e anche nel confronto con le nuove generazioni tendiamo, insomma, a far capire quanto sono costati certi diritti e quindi quanto bisogna ancora lottare per mantenerli. Grazie ancora.
Adesso sentiremo invece la testimonianza di Carla Falchi, responsabile di Enel Distribuzione Abruzzo, Marche e Umbria. E la sua testimonianza è registrata perché in questi giorni è impegnata in una zona che non ha campo e quindi era impossibile proprio il collegamento. Ingegnera. Una qualifica che davvero si comincia a sentire solo da pochissimo e che ancora molti non apprezzano. Anche stesse donne non accettano di essere chiamate ingegnera, e in più è anche un ruolo proprio professionale che di solito è stato da sempre appannaggio degli uomini, quindi ancora poche donne ingegnere. Quindi veramente vorrei sentire da Carla come si sente dentro questo ruolo, quando le è venuto in mente di scegliersi questa professione e così di intraprendere una strada che appunto è maschile nella nostra società, no? E quindi insomma difficile anche. Eh sì, allora secondo me poi bisogna partire da un presupposto. La parità parte dal linguaggio. Siamo tutti uguali nel momento in cui ci chiamiamo tutti uguali. Alle mie orecchie la parola ingegnera, come dire, fa un certo che, ma le orecchie si abitueranno come si abitueranno le altre persone, non è un problema, perché dentro quella A di ingegnera ci sta una molteplicità di storie, una molteplicità di battaglie, una quantità di donne che sono state per secoli trasparenti o fastidiose. È una A piena di battaglie e di rinunce, ma anche tante vittorie. Quindi ci tengo particolarmente e quando è che ho iniziato a capire questo? Ho iniziato a capire questo quando ha iniziato il dibattito sul femminilizzare o rendere al femminile determinate professioni. È fastidioso, sì, è fastidioso perché rimarca un'identità. Quindi è una battaglia che noi dobbiamo far partire da lì, è una battaglia di rappresentanza, una battaglia di numeri, ma è anche una battaglia di linguaggio. E per fortuna che è una battaglia di linguaggio, perché se si torna alle parole noi siamo, come dire, protagonisti nel gestire il linguaggio. Tutti siamo uguali dentro al linguaggio, tutti possiamo dire la nostra e parte da lì. È una battaglia sicuramente di competenze, è una battaglia, come dicevo, di rappresentanza. Per fortuna in questo mondo, in questa parte del mondo, la battaglia della rappresentanza è, come dire, viva, presente, è ancora lunga, di certo non ci dobbiamo sedere, è ovvio che nel momento in cui la rappresentanza sarà tale, allora potremo iniziare a pensare alla parità. Al momento non lo è, perché nel momento in cui c'è un bacino ristretto di donne che hanno la possibilità di crescere, sono inferiori le possibilità. Nel momento in cui il bacino si allarga e parleremo di rappresentanza dentro le aziende, ma non solo dentro le aziende, al 50%, no? O addirittura di più, perché no? Allora a quel punto sarà una battaglia sulle competenze, sulle passioni, sulle professionalità delle persone. Quindi noi oggi dobbiamo fare prima di tutto una battaglia di rappresentanza, di presenza e essere sempre, come dire, attente prima di tutto noi al linguaggio, perché io credo che le prime nemiche delle donne siano proprio le donne. È così, lo vedo, lo vivo, lo sento, lo percepisco e lo combatto. Noi dobbiamo iniziare sempre di più a traghettare le nuove generazioni a sentire che non c'è differenza. Lo è già in parte, perché io vedo, ad esempio, mio figlio ha 14 anni e vedo il fastidio che lui prova, ma non solo perché è mio figlio, perché è normale che sia così. Vedo il fastidio che prova nel momento in cui qualcuno mi definisce una donna con le palle.
non esiste, anche questo è il linguaggio sbagliato, noi lo dobbiamo perdere e questo è come dire, un modo di dire quasi prettamente femminile, è un paradosso, ma io non ho bisogno di una cosa che non ho per essere più brava, no? E questa è un po' una cosa. A mio figlio dà fastidio, quindi vuol dire che, come dire, una piccola impronta o una grande impronta noi l'abbiamo messa a terra. Vale per le donne, ma vale per qualsiasi cosa, no? Perché la battaglia di rappresentanza è legata non solo al sesso, ma anche al credo, no? Al colore della pelle. Le nuove generazioni, per fortuna, sempre meno vedono la differenza in quello che è apparente e cercano quello che è dentro alle persone. Quindi io credo, insomma, che abbiamo un futuro luminoso davanti e dobbiamo continuare a costruire questo futuro partendo appunto dal linguaggio, ma non solo. Noi dobbiamo superare anche nel linguaggio alcune domande. Giustamente tu non me l'hai fatta, ma mi capita spessissimo che quando rilascio magari un'intervista, eccetera, mi dice: ma come fa lei a conciliare la vita familiare con il lavoro? Ma perché mi fai questa domanda, no? Se io fossi un uomo mi diresti: mannaggia, ok? Ma che bravo che sei stato, no? Ecco, ma il paradosso è che la maggior parte di queste domande mi vengono dalle donne, come se ci fosse, come dire, una struttura per cui io mi debbo dividere io sola mi devo dividere fra famiglia e lavoro. Non è così, cioè, è una competenza della famiglia, no? La famiglia è un team, io gestisco un team oggi di quasi 900 persone e quindi voglio dire, è il team che fa il risultato, non è il singolo, no? Io uso molto, come dire, nel raccontare l'esperienza di un team come una sorta di staffetta, no? La staffetta ha la necessità di tante individualità, ovviamente, ma un lavoro di squadra incredibile, no? Quindi nessuno di noi, che sia uomo, che sia donna, può pensare di costruire un mondo in autonomia. Il mondo non è degli uomini e il mondo non è delle donne, il mondo è delle persone che costruiscono, come dire, una modalità di stare insieme. E questo appunto si fa da dentro e da fuori. Da dentro cosa vuol dire? Io vivo in un'azienda, per fortuna, ma non so se per fortuna, ma per mentalità, che ha sempre costruito questo tipo di percorso. Stiamo lavorando tantissimo sull'assunzione di ragazze laureate, ok? Anzi, se volete, ci sono un sacco di posizioni aperte per laureati e laureate. Oggi come oggi ce ne sono tante, ce ne sono tantissime di brave e un po' alla volta costruiremo quella rappresentanza che serve appunto a costruire competenze. Dopodiché, nel momento in cui ci sarà la rappresentanza, finalmente lavoreremo su chi è bravo e allora potremo scegliere che un uomo sia più bravo di una donna. Pace, non c'è nessun problema, ma fintanto che non c'è un numero sufficiente di donne che possano garantire la presenza, questa cosa non si potrà fare. È vero, vivo in un mondo di uomini, mi ci trovo anche bene. Non è vero che le donne portano un qualcosa in più, portano un punto di vista diverso. Anche su questo dobbiamo lavorare, sulla diversità. Non siamo tutti uguali, ma neanche tra gli uomini c'è una modalità di pensiero identica, no? Così come non c'è tra le donne. Quindi ognuno ha l'obbligo di portare il suo punto di vista, il suo pezzettino per costruire un mondo diverso. Anche perché questa è un'epoca, come dire, straordinaria, nel bene e nel male. Nel bene perché appunto stiamo costruendo un percorso, ma nel male perché viviamo in un momento di guerra importante, preoccupante, dove oggi la maggior parte delle vittime sono proprio le donne. E dall'altra parte abbiamo l'opportunità di costruire un mondo nuovo perché stiamo vivendo una transizione ecologica che ci rende tutti protagonisti. Come?
ognuno con la propria individualità, ognuno con il proprio fardello che deve costruire e portare nel tempo. Abbiamo questa opportunità? Sì. La dobbiamo sfruttare? Ovviamente sì. Da dove partiamo? Dalle due cose che ho detto prima. Il modo di porsi, il modo di parlare e dopo un po' alla volta costruiamo anche il modo di pensare. Mia nonna mi diceva sempre che se tu fai una cosa per 21 giorni consecutivi, alla fine diventa un'abitudine. E quindi così dobbiamo fare, cioè insistere, insistere, insistere sulla modalità di costruire, sulla modalità di parlare, sulla modalità di confrontarci, senza pensare che noi siamo sufficienti al mondo, ma senza neanche cedere al presupposto che siccome è complicato, allora ci tiriamo indietro. Nessuno di noi deve farlo e tutti noi dobbiamo invece partecipare. È una battaglia di rappresentanza, sì, ma è una battaglia per costruire un futuro. Carla Falchi lavora Lavori in distribuzione, sì, è un'azienda del gruppo Enel che si occupa di gestione delle reti elettriche in quasi tutta Italia. Io in questo momento mi occupo delle regioni Abruzzo, Marche e Molise e ripeto, stiamo cercando tanti ragazzi e tante ragazze che vengono a lavorare con noi. Le posizioni le trovate aperte sul sito e quindi partecipate, arrivate e costruiamo. Bene, allora adesso toccherebbe a Donata Gottardi, che è docente universitaria a giurisprudenza a Verona, ma mi sembra che ci siano problemi con il collegamento. Per cui passo la parola a Tiziana Basso, che fa parte della segreteria confederale della CGIL del Veneto, e a lei però chiediamo qualcosa di inusuale, no? Di raccontarci un po' le difficoltà che comunque ci sono anche dentro la nostra organizzazione, a passare dal ruolo di delegata al ruolo di responsabile o funzionario provinciale, regionale e quant'altro, no? E quindi sentiamo insomma un attimo questo racconto. Grazie Rosanna, grazie per l'occasione che insomma lo SPI mi dà appunto di fare questa riflessione con voi. Allora, io vengo da un percorso personale diciamo ordinario, no? Nel senso che io finisco le scuole superiori, avevo il desiderio di continuare gli studi, ma insomma non c'erano le possibilità economiche, avevo una grande esigenza di autonomia economica mia, per cui inizio a lavorare, ma in contemporanea, dopo un paio d'anni, mi iscrivo anche all'università e chiudo, insomma, riesco a laurearmi e in quel periodo incontro la CGIL. Devo dire che il mio percorso di studio, che è Scienze Politiche, già dimostra quella che era la mia passione, che è una passione per la politica, per la giustizia sociale. Era una delle cose insomma che già da piccolina insomma mi ponevo come obiettivo molto insomma grande insomma con i sogni di cambiare il mondo. Poi appunto incontro la CGIL a cui mi sentivo assolutamente già vicina, appunto proprio per la mia storia personale. La incontro e mi iscrivo, poi dopo un po' di tempo, proprio finché mi stavo laureando, mi viene chiesto di fare la delegata sindacale. Già allora il tema era ma sto lavorando, sto studiando, faccio anche la delegata sindacale? Sì, perché pur con la fatica, pur limitando il mio impegno all'interno della mia azienda, ho pensato che fosse utile fare anche questo passaggio proprio per le cose che dicevo prima, quindi tentare di migliorare le condizioni di lavoro e di vita mie e delle mie colleghe, perché lavoravo in un supermercato, quindi la gran parte delle donne, delle persone con cui lavoravo erano donne, e per cui ho deciso di fare questo. Dopo la laurea mi è stato chiesto insomma di fare le prime esperienze di natura sindacale. Ho iniziato con un po' di timore, ma con entusiasmo, devo dire la verità. Ho fatto per un periodo prima la funzionaria territoriale, poi la componente di segreteria della categoria del commercio
e poi mi è stato proposto di fare la segretaria generale del settore dei tessili, un mondo che io assolutamente non conoscevo né come esperienza di vita personale. Il mio lavoro, i miei lavori erano stati nell'ambito dei servizi, sia proprio dal punto di vista poi della contrattazione, che è molto complessa, e anche delle dinamiche legate alle crisi aziendali. E quella è stata un'esperienza importante perché è stata la prima assunzione di ruolo di responsabilità. La proposta è venuta però da un'altra compagna, cioè nel senso che chi mi ha voluto in quel ruolo è stata un'altra compagna che lasciava quel ruolo là e ha posto, diciamo, la condizione, che ha chiesto che fossi io a ricoprire quel ruolo. Quindi mi viene da un'altra compagna questa proposta. Successivamente poi ho fatto l'esperienza, dopo l'unificazione dei tessili anche col settore chimico, in segreteria regionale, e questo è stato un altro passaggio importante. Devo dire che fino a quel momento io non avevo vissuto moltissimo all'interno della nostra organizzazione la tematica della fatica, cioè nel senso che la prima esperienza è stata un'esperienza un po' nata un po' così. La seconda, appunto, la compagna mi dice: no, ma tu studi, sei brava, sei competente, questo percorso va tranquillamente a buon fine. Quando arrivo in segreteria regionale mi accorgo che sì, io arrivo in segreteria regionale e vengo riconosciuta nel mio ruolo, ma c'è una grande fatica quotidiana poi nell'affermare quel ruolo che io ricoprivo in quanto compagna. Per molti segretari territoriali io ero là in quanto donna, non in quanto donna competente o donna che aveva delle qualità, ma ero là perché appunto la segreteria aveva 2 componenti uomini, quindi doveva esserci una donna. E è capitato a me, a caso, quasi a caso, cosa che invece insomma nella discussione interna non era stata così, però la lettura esterna era questa. Dopo io arrivo in segreteria regionale e anche qua devo questo percorso alla scelta di una compagna che è Elena, che è qua con noi. E questa scelta, che chiaramente in ogni passaggio si vive una difficoltà ed una anche dei dubbi personali rispetto al ruolo, che però, la dico così, io la vedo soprattutto da parte delle compagne, cioè nel senso i dubbi sulla capacità, competenza come posso dire, e adeguatezza al ruolo la viviamo soprattutto noi, forse perché veniamo appunto da dei retaggi. Però questa esperienza e la fatica poi anche qua di essere riconosciuta come segretaria confederale, perché poi ogni passaggio ti porta delle fatiche, è servita a rafforzarmi nella consapevolezza di saper fare delle cose, di avere delle capacità e di essere alla pari di tanti compagni maschi con cui lavoravo, ho lavorato, e lavoro. Per cui questo sicuramente è un percorso che mi ha permesso di crescere. Il fatto che Elena sia stata la prima segretaria generale donna della CGIL del Veneto e in quello stesso periodo, insomma, ci fosse Susanna Camusso, segretaria generale della CGIL nazionale, ha aperto comunque una possibilità, cioè il fatto che si può fare, questa cosa è possibile. Cosa che anche per la nostra organizzazione, appunto, se Susanna Camusso è stata la prima segretaria donna della CGIL o Elena del Veneto, significa che non era assolutamente semplice o facile o scontato. Quindi, nonostante noi avessimo da sempre una grandissima discussione delle compagne e anche un pensiero critico che le compagne negli anni hanno costruito e hanno diffuso, questa cosa che ha anche con grandi battaglie introdotto per esempio la norma antidiscriminatoria, quindi con la presenza almeno del 40% negli organismi dirigenti, non ha cambiato fondamentalmente anche al nostro interno quello che è appunto la semplicità o la facilità per una compagna di ricoprire un ruolo di dirigenza e quindi un ruolo apicale. Allora, oltre che il tetto di cristallo che è da battere sicuramente, noi abbiamo, come diceva stamattina Susanna Camusso, anche dei muri da allargare, no? Per cui non abbiamo solo l'alto, ma abbiamo anche il lato, perché il lato è
anche la lettura non solo interna, ma anche delle altre organizzazioni di rappresentanza. Io spesso, soprattutto nella parte che riguarda la relazione con i datoriali, sono l'unica donna presente in platee di decine di soggetti, quindi non c'è solo un tema di essere riconosciuti all'interno, ma anche di essere riconosciuti all'esterno. Allora, in questo io mi sono impegnata sicuramente a cambiare le cose al nostro interno e poi a lavorare su quello che era l'obiettivo iniziale della mia scelta di far sindacato, nel cambiare e tentare di migliorare le condizioni di vita di lavoro dei lavoratori, ma in particolar modo delle lavoratrici. Grazie, grazie Tiziana. Sì, senz'altro, quindi per ognuna di noi dentro il sindacato, insomma, c'è tutta una storia da raccontare, no? Delle fatiche da fare, delle incomprensioni o comunque a volte del pensare che sia là solo per ricoprire una quota, no? In qualche modo, e non per le competenze che invece abbiamo. Ci auguriamo che le cose cambino, no? Cambino, e per questo noi continuiamo attraverso lo SPI, attraverso il coordinamento donne, che è il luogo delle donne per le donne ed è molto importante. Vorremmo che questo luogo ci fosse in tutte le categorie, gli attivi a tutti i livelli, insomma l'abbiamo chiesto anche nella nostra conferenza di organizzazione, ma non abbiamo visto poi alla fine nel documento finale traccia, quindi sarebbe veramente importante che, visto che abbiamo di fronte un congresso, che di questo anche ci fosse una discussione. Bene, mi sembra che adesso Donata Gottardi si sia collegata. Eccomi, ci sono, grazie. È impegnata è una donna molto impegnata, Donata Gottardi, è una donna che conosciamo da tanto, che è stata e continua ad essere in molte occasioni la nostra consulente come CGL di approfondimento sulle questioni di pari opportunità. È ordinaria di diritto del lavoro alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Verona, ma è stata donna politica, europarlamentare, è stata vice consigliera nazionale di parità, insomma di diritti delle donne, insomma, Donata se ne è occupata da sempre. E però comunque sappiamo che anche dentro il mondo universitario non è così facile, no, per una donna raggiungere le apicalità. Abbiamo da pochissimo qua nel Veneto 2 donne rettrici, no? A Padova dopo 800 anni, come dire, la prima donna rettrice, e a Ca' Foscari, ma è veramente un fatto. Tante volte ci si domanda, è un fatto solo perché era giunto il momento, bisognava per forza mettere una donna, o perché davvero sono state considerate le competenze che le donne hanno in grande quantità? Allora, io credo che siano state considerate le competenze, non solo perché voglio pensarlo, ma perché penso davvero che sia così. Nel senso che in entrambi i casi erano delegate importanti alla didattica, sia a Padova che a Ca' Foscari erano le delegate del rettore precedente a seguire la didattica, che come immaginate è una delle, insomma, delle incombenze più pesanti che ci possono essere dentro un ateneo, visto che viviamo e ci confrontiamo in particolare con gli studenti e con tutti i corsi che vengono erogati. Quindi credo davvero che sia stata la competenza, sia stato questo a muovere. Dopodiché è vero, all'interno dell'università sono ancora tante le posizioni che sono coperte solamente da uomini. Mi verrebbe da dire qui sì, con un filo di amarezza, tanto più pesante diventa il compito, tanto più devi essere a disposizione in qualsiasi momento per cercare di risolvere i problemi. Io dirigevo un dipartimento di 60-70 docenti, sono stata 2 volte prorettore, però quanto più ci sono, come dire, compiti da svolgere, anche gravosi, tanto più ci sono donne che se ne fanno carico.
perché gli uomini hanno anche altri, sono attratti anche da altro, anche per esempio alla giurisprudenza dalla professione di avvocato o da altre professioni. E essere lì dalla mattina alla sera per lavorare sui dossier è più, insomma, ci sono sempre di più donne che se ne occupano perché sono competenze gravose. Lo dico con un po' di, appunto, come vi dicevo prima, con un velo di tristezza, perché non dovrebbe essere così. Nello stesso tempo però dico che questo ti aiuta perché ti forma, perché ti fa avere uno sguardo sul mondo, perché ti fa dialogare con gli studenti, perché ti confronti con i colleghi, ed è anche un modo di vivere il lavoro in maniera più piena, e secondo me se si lavora si deve lavorare bene. La battuta che io ho sempre fatto è: mi sono occupata per tanti, ormai decenni devo dire, di conciliazione tra la vita personale, quella familiare e quella professionale. Mi sono sempre occupata di questo senza mai conciliare per me stessa, il che poi alla fine non è vero, perché, e qui vi dico come dire, un episodio che ogni tanto mi viene alla mente. A un certo punto mi cerca il telefono di casa un mio collega napoletano, un maestro del diritto del lavoro, risponde mio marito e lui dice, quando ci siamo visti: "Non ci credo, sei riuscita persino ad avere un uomo che fa tutto per te, per quanto riguarda la spesa, la casa e la cucina". Ed è vero, ed era così, ed è arrivato, ma senza metterselo come obiettivo. È arrivato perché normalmente in una coppia, che non ha barriere, che non ha pregiudizi, ciascuno fa quello che può nel momento in cui può, quando c'è una relazione sana, quando c'è una relazione di indipendenza reciproca. Credo che questo sia uno dei punti sui quali dovremmo essere più convincenti anche con le giovani generazioni, che però vedo incamminarsi molto, almeno su questo aspetto, della condivisione e dell'aiuto, del non considerare la donna solo quella che lavorerà per la casa e l'uomo quello che appunto si guadagna il pane. Esiste, no, questo stereotipo che il lavoro di cura è solo appannaggio delle donne, e quindi quando si parla di conciliazione è solo, come dire, rivolto alle donne, e questo fa rimanere, no, in questo stereotipo di vivere insieme, in coppia, nelle famiglie. Sì, però bisogna presentare questi aspetti nella complessità della vita di ciascuno di noi. Ciascuno di noi attraversa fasi della vita in cui è più impegnata nel lavoro o in cui è più impegnata in lavoro di cura, e da questo punto di vista io penso che questa vita che ha queste fasi in successione sia non solo delle donne ma anche degli uomini. E quindi quello che serve è una normativa che lo consenta. Sì, certo. Sì, certo, certamente è importante, quindi è importante anche il ruolo che tu hai svolto, insomma, come politica, no? Come europarlamentare. Anche noi come sindacato dobbiamo batterci perché ci siano le normative che favoriscano questo, no? E non fermarsi mai proprio sulla strada dei diritti, no? E soprattutto non tornare indietro rispetto alle conquiste che comunque abbiamo fatto, no? Perché poi sembra che non abbiamo fatto nulla, invece, però è una strada faticosa, una strada accidentata, bisogna prestare la massima attenzione perché niente è dato per scontato, niente si può dare per scontato, e bisogna assolutamente procedere. E il rapporto con le nuove generazioni è assolutamente fondamentale. E proprio in questi giorni mi è capitato di essere discussant di un gruppo di giovani ricercatrici e giovani ricercatori che avevano presentato degli articoli, dei pezzi, delle riflessioni per quanto riguarda che cosa è successo durante la pandemia al lavoro agile, al lavoro a distanza e quant'altro. E
ed è, insomma, secondo me bisogna veramente dialogare molto, perché la situazione della pandemia ha portato in rilievo questa dinamica. Sempre di più si sono accorti pure loro, ovviamente, che durante la pandemia molto peso è ricaduto sulle donne, e loro l'hanno messo in evidenza nei loro scritti, e quindi hanno segnalato che, insomma, le donne si sono trovate in una situazione pesante, faticosa, messe a dover svolgere sia lavoro per il mercato che per il lavoro di cura. Insomma, hanno segnalato tutto questo, ma quello che mi ha colpito di più, e l'ho anche detto in quella sezione, è che l'hanno detto come se condividessero un pensiero, ma nello stesso tempo lo scoprissero per la prima volta, e non hanno pensato che negli anni abbiamo cercato di costruire. Stanno ripartendo da capo dicendo: la situazione è grave, dobbiamo intervenire, bisogna assolutamente fare qualcosa, ma senza una continuità con quello che abbiamo cercato di fare. E questo è abbastanza, insomma, credo sia negativo, perché significa dover ricominciare sempre tutto da capo. Invece spiegare che questi aspetti sono stati toccati e mettere insieme le esperienze pregresse e la situazione attuale può consentire più facilmente di ipotizzare quale sarà il futuro migliore. D'altro canto il rischio di regresso c'è ed è molto forte. Importante che ci sia una presa di posizione, e quindi finalmente abbiano, come dire, aperto gli occhi nei confronti della condizione delle donne, di molte donne che non riescono a conciliare e sulle quali invece la conciliazione ricade pesantemente perché non hanno nessuno con cui condividerla. Però è come se lo scoprissero per la prima volta, senza pensarci, senza guardare indietro e dire: ma dov'è che avete sbagliato se adesso noi siamo in queste condizioni? Che cos'è che possiamo fare insieme? Come se il pregresso non ci fosse, si ripartisse un po' come sempre in questo mondo ormai di social e di reti, tutto ricomincia da un giorno all'altro, e non ci fosse, come dire, la possibilità di condividere esperienze diverse, che è l'unico modo anche per capire dove sono stati fatti gli errori, che cosa che si può fare per il futuro. Mi auguro che questo collegamento con le giovani generazioni ci sia, con una disponibilità anche nostra a metterci in gioco con loro su questo. Grazie Donata, senz'altro questo è un invito che noi cogliamo appieno, insomma il rapporto con le nuove generazioni è importantissimo, proprio perché non ci sia questa cesura, no? Questo taglio tra passato, presente e futuro. Tutto si vive nell'ambito della giornata, dico quasi, no? E dobbiamo veramente sventare questo pericolo e trovare la strada per stringere questi rapporti con le ragazze e i ragazzi. Hanno tanto bisogno, ma noi anche abbiamo tanto bisogno di loro, no? Di confrontarci rispetto anche a errori che possiamo aver fatto nel passato, e solo in questo confronto forse troveremo la strada giusta. Grazie a tutte le nostre ospiti, e speriamo insomma che questa riflessione di oggi sia servita così a illuminarci e a indirizzarci sulla strada giusta, e che ci siano altre occasioni per raccontarci. Grazie a tutte. Ciao a tutte. Ciao. Ciao. Oh.